buongiorno signor Sindaco. Ciao Bruno. Benvenuto a questo momento di, come si può dire, di divulgazione di quelle che sono le peculiarità della nostra città, del nostro territorio. Quello che ci sta a cuore, che sta a cuore anche alla città, è la cultura, il teatro e la musica. Che cosa mi dice, signor Sindaco? C'è la possibilità di spazi per sviluppare queste cose, queste tematiche importanti? Beh, innanzitutto ciao Bruno, ci diamo del Ciao, tanto ci conosciamo da grazie. talmente tanto tempo e Abbiamo grazie. fatto strada insieme. Esatto, e grazie dell'opportunità che mi date anche tramite la vostra TV di diffondere alcune notizie riguardanti la città di Conegliano. Devo dire che il tema che hai toccato è un tema fondamentale oggi, anche per dare cambio di marcia ad una città che ha una vocazione culturale. Noi abbiamo spazi culturali molto belli che sono sempre a disposizione, come Palazzo Sarcinelli, che ha visto riprendere le grandi mostre. Anche l'ultima mostra di Rongarella ha avuto un grandissimo successo, per cui insomma, siamo contenti dell'attività museale. Quello che manca un po' e sul quale bisogna lavorare è sicuramente lo spazio per gli eventi minori. Chiamo minori anche se poi gli eventi sono tutti di alto livello. Per il patrimonio della città, esatto, per il volontariato. Esatto, quando si parla di cultura, noi abbiamo la Casa della Musica, che è comunque un posto dove ci si può fare le prove, eccetera. Però dobbiamo cercare di venire incontro a tutte le forme di volontariato, perché quando parliamo di arte e di cultura sono molteplici le sfaccettature. Certo. Parlavamo prima del teatro amatoriale, la FITA, Federazione Italiana Teatro Amatoriale. Abbiamo tantissime compagnie presenti sul territorio che hanno il Dina Orsi, fortunatamente, dove possono fare prove e rassegne teatrali. Ci sono anche altre realtà, perché quando si parla di cultura, insomma, c'è Sala dei Battuti, che fortunatamente vedo che aumenta il numero di visitatori negli ultimi anni, e devo dire che il numero di visitatori aumenta anche perché aumentano le persone che arrivano dall'estero, grazie al traino delle colline dell'UNESCO, che è stato un traino fenomenale. Infatti solo la città di Treviso e le nostre colline aumentano come numero di turisti. Poi abbiamo degli spazi privati come Villa Gera, con la quale stiamo cercando di fare una convenzione, per cui gli spazi culturali ci sono. Mi piacerebbe riuscire, come dicevi te, a dare più risposte invece a chi si avvicina oggi con nuove associazioni, con la volontà di creare nuovi eventi, perché gli eventi storici sul territorio hanno già una loro definizione, per cui hanno anche i loro spazi. Per quelli nuovi bisogna anche cerchiamo anche spazi alternativi. Spazi alternativi possono essere anche all'aperto. Mi viene in mente la rassegna che è stata fatta nei parchi l'anno scorso. È una cosa che potremmo rimettere insieme, certo, anche grazie al vostro aiuto. Per esempio il fatto di poter far esibire il teatro amatoriale nei parchi della città magari d'estate, la sera, può essere una grande occasione per riportare le famiglie all'interno dei parchi cittadini. E su questo ti dicevo che abbiamo messo insieme le compagnie teatrali amatoriali del territorio, andavano un po' in ordine sparso, no? Riuscire a fare, come stiamo riuscendo, e ti anticipavo prima, un gruppo di compagnie che in collaborazione, e questo è molto importante perché l'unione fa la forza veramente oltretutto della cultura del teatro, lo sviluppo delle varie forme di teatro delle compagnie, ma d'accordo insieme, e questo probabilmente col vostro aiuto ci riusciamo. Questa è una bellissima iniziativa perché, come dicevi, abbiamo tante realtà, tante forze propulsive, ma se riusciamo a dare anche un senso logico è anche più facile per il cittadino seguirle, perché altrimenti abbiamo tanti eventi che poi sono difficili anche da incanalare nel panorama e anche nel calendario degli eventi annuali. Tant'è che un altro servizio molto utile che è stato avviato adesso è quello WhatsApp. Cioè partirà tra qualche giorno, abbiamo già raccolto più di 1000 numeri telefonici ai quali il Comune invierà direttamente le note su quelle che sono le cose più importanti che si svolgono in città. Questo darà un aiuto anche a noi, sì, come Veneto Globe. Unendola anche all'idea di fare, ci avviciniamo alla stagione migliore e diciamo che abbiamo tanti parchi cittadini nei quali abbiamo bisogno che torni la gente, perché se vogliamo allontanare la gente negativa dobbiamo portare la gente positiva. Bravo. Per cui fare eventi sui parchi può essere una cosa che può essere un punto per entrambi nel quale concentrarci. Ho visto che nell'ultimo periodo sono sorte delle piccole problematiche, ma naturalmente tu ne sarai al corrente. L'Accademia, che per noi coneglianesi è un gioiello, sì. Secondo te riusciamo a
riqualificarla, arrivare di nuovo a quel meccanismo di utilizzo dell'Accademia che avevamo in passato? Beh, guarda, noi non abbiamo mai finito le stagioni teatrali, nel senso, a parte il periodo del Covid, abbiamo sempre fatto le stagioni teatrali. La faremo anche quest'anno, partirà tra poco e andrà fino a giugno. Tra l'altro arriverà anche Baglioni il prossimo mese qui all'Accademia. Diciamo che l'Accademia di anno in anno vede rinnovata la stagione teatrale. L'Accademia è un teatro privato, Sì, nel quale il certo. Comune ha sempre dato, ha sempre insistito per fare la stagione, ha sempre dato contributo in tutti gli anni, e noi ci teniamo che venga aperto, che rimanga aperto, perché è il cuore pulsante della città. Cioè, senza Teatro Certo. Accademia perderemo tantissimo. Una città senza teatro è una città Bravo, che verrebbe impoverita in maniera drammatica. Tant'è che, al di là di quello che se ne dica, diciamo, la nostra amministrazione ha sempre continuato a perseverare nella convenzione e adesso negli accordi anno in anno. Quello che ci manca è una programmazione pluriennale, cioè ogni volta ci troviamo a rincorrere, anche con la buona volontà della proprietà, non metto in discussione, ma un accordo che ogni volta va reiterato. Certo, No? Ci piacerebbe fare qualcosa di più lungo profilo, anche per riuscire ad alzare il livello, anche se devo dire Ma anche che quello per che si vivere dei fa... momenti di tranquillità, perché si è fatta in Ogni maniera volta. pluriennale la Esatto. programmazione, uno si occupa Sì, di altre però con la cose. proprietà questo, insomma, è sempre una cosa su cui, a parte che il Covid è stato, devo anche dire, a Devastante. loro scusante, devastante, per tu ne sai qualcosa Sì, purtroppo beh, di cosa vuol dire, e al di là della parte più drammatica delle vite che non ci sono più, anche la vita quotidiana è cambiata molto, Certo, per cui stiamo cercando di riprendere, ma vedo per esempio che anche tutte le grandi iniziative che facciamo, ma anche il Carnevale, si è svolto ieri, tantissima gente. La voglia di riprendere c'è, la voglia di ricominciare a lavorare, però sull'Accademia è un punto su quale non dobbiamo mollare assolutamente. A proposito del Carnevale, tu avrai visto le riprese che abbiamo fatto in maniera semplice questa volta, però potremmo fare delle cose molto più importanti utilizzando degli spazi che l'amministrazione ci può dedicare. Sì, sul Carnevale, siamo qua, siamo a Conegliano, non ma anche serve. sulle altre, Siamo meglio di Rai 1. anche sulle altre feste che vengono Anche avanti, sulle perché altre feste, adesso esatto. ci sarà la Dama Castellana, però veramente è un bel evento che finalmente riprende dopo uno stop di lungo E periodo. noi siamo pronti a dare una mano e a Bene. divulgare questo evento che può tornare veramente importante per Conegliano. Abbiamo parlato molto di cultura, arte, che è importante per far capire ai cittadini che ci siamo, che l'amministrazione c'è. Naturalmente faremo in maniera un pochino più sintetica la viabilità. C'è viabilità di Santa Rosa con la realizzazione di quei freni, di quei momenti di freno in due parti. Molto controversi, diciamo. Beh, sai, io sono perfettamente d'accordo, però bisognerebbe, se c'è la possibilità, realizzarli in maniera fissa, insomma, perché Sì, guarda, che poi la gente si lamenti perché gli diciamo di andare un po' più piano in un posto dove diventa pericoloso andare forte, io penso. guarda, noi abbiamo cercato di disincentivare il traffico su via Santa Rosa. Abbiamo vagliato con tecnici che fanno viabilità, ovviamente, perché noi non è che siamo del mestiere, oppure non lo facciamo in questo momento qua, e devo dire che quella è una delle risposte che ci hanno dato, cioè rallentiamo il traffico in modo che la gente sia disincentivata a passare per via Santa Rosa. È una strada di attraversamento con flussi molto superiori a quelli che dovrebbe avere. Abbiamo visto che in questo modo qua gli ultimi rilevamenti ci danno un meno 12% di traffico su via Santa Rosa. Certo. È una cosa importante, però crea anche disagio ai residenti, Certo. questo è vero, non si può negare. Noi stiamo verificando anche insieme ai residenti se questa è la soluzione migliore o se ce ne sono altre. Devo dire che, parlando di viabilità coneglianese, il fagiolone, quello su quale tante problematiche erano emerse e tante perplessità aveva suscitato, che è quello che troviamo alla fine dell'Americo Vespucci, che sembrava di difficile definizione, invece alla fine funziona molto bene. Per la viabilità coneglianese la nuova arteria ha funzionato, però noi non riusciamo a decongestionare Campolongo, che è il vero problema che abbiamo oggi per quanto riguarda la viabilità, finché non faremo la tangenziale sud. Su questo ci siamo impegnati a fare il nuovo progetto, il nuovo computo
che abbiamo avuto la settimana scorsa, sono 65 milioni di euro di investimento. Adesso abbiamo interessato i parlamentari del territorio per vedere se a Roma riusciamo a trovare i soldi per quest'opera, che è un'opera sovracomunale. Se riusciamo a realizzare quest'opera qua nei prossimi anni risolveremo il problema di Capolongo, altrimenti, dobbiamo dirci la verità, è molto difficile risolverlo. Cioè, le macchine che girano con Conegliano sono quelle e le strade sono quelle che conosciamo. La cosa positiva, vedo che la prima circonvallazione di Conegliano si sta mettendo a posto in maniera eccezionale. Sì, veramente. Si stanno facendo dei lavori molto importanti. Sì, sono lavori importanti. Ecco perché ti do ragione, sì. Andrebbe finita il pezzo che da San Emiliano porta all'Arena e addirittura sì, l'altro. Arrivare alla strada che porta a Pieve di Soligo. Porta a Pieve di Soligo sarebbe la soluzione di tutti i problemi di Conegliano, ci vanno tanti soldi. Sulla Pontebana hai ragione, sono stati fatti interventi importanti, anche la doppia corsia a livello delle rotatorie ha permesso di far defluire il traffico più velocemente. Piste ciclabili ne abbiamo fatte, 12 km negli ultimi 4 anni, lo mostreremo in una delle prossime conferenze stampa. Bene, signor Sindaco, Fabio, come mi fa piacere. Fabio va benissimo. Fabio va benissimo. Abbiamo fatto una prima parte di queste interviste e siccome è interessante potremmo passare e vederci un'altra volta per una seconda parte che è molto importante, il tema dello sviluppo del territorio, e ci teniamo, ci tiene anche l'amministrazione. Allora, grazie davvero Bruno e ci vediamo presto. Alla prossima volta. Ciao, un saluto a tutti. Ciao.